La Polizia di Stato di Agrigento, a seguito di intensa e articolata attività investigativa svolta presso l'hotspot di Lampedusa in sinergia e sotto le direttive della Procura della Repubblica di Agrigento, ha dato esecuzione a 2 provvedimenti di fermo indiziario del delitto nei confronti di un uomo tunisino e di un egiziano, responsabili del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A seguito di numerosi sbarchi che si succedono incessati a Lampedusa dall'inizio della stagione estiva e nonostante le difficoltà connesse al rispetto della normativa anti-Covid-19, la squadra mobile di Agrigento è riuscita a individuare un tunisino di classe 79 e un egiziano di classe 91 che, in violazione alle norme previste dal testo unico dell'immigrazione clandestina, trasportavano nel territorio italiano extracomunitari conducendoli dalla Tunisia verso le acque territoriali italiane a bordo di natanti idonei ad effettuare la traversata, procurando agli stessi l'ingresso illegale nel nostro territorio italiano. L'attività di indagine si concentrava in particolare sulla ricostruzione delle dinamiche di 2 sbarchi arrivati a Lampedusa nel giorno del 7 luglio. Il primo avveniva durante la notte con circa 420 migranti giunti su un natante di legno della lunghezza di 16 metri e della larghezza di 4 metri, inadatto a trasportare un tale numero di persone. Il secondo avveniva nel pomeriggio della medesima giornata con 49 migranti arrivati a Lampedusa e a bordo di un natante in precarie condizioni di galleggiabilità. Superate le difficoltà legate anche al timore dei migranti di riferire informazioni circa l'identificazione dei cosiddetti scafisti e per paura di eventuali ritorsioni, gli investigatori della squadra mobile sono riusciti a individuare compiutamente gli stessi, compendiando un quadro probatorio che ha permesso così di contestare loro agli indagati il reato previsto e punito con le aggravanti di aver procurato l'ingresso sul territorio nazionale di più di 5 persone, di averli esposti a un pericolo per la loro vita, per la loro incolumità e di aver agito allo scopo di trarne profitto anche indiretto. L'esecuzione di 2 provvedimenti avveniva a seguito di trasferimento dei predetti con la nave di linea da Lampedusa a Porto Empedocle. Quindi, espletati gli adempimenti di rito, i 2 migranti sono stati associati alla casa circondariale di Agrigento e nei giorni successivi il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento convalidava il provvedimento di fermo, disponendo per entrambi l'applicazione della custodia cautelare in carcere.